Parte il Festival Internazionale del Folklore e parte il Mandorlo 2017, non poteva non mancare l'evento clou, diciamo, che accompagnerà anche da un punto di vista enogastronomico la manifestazione, che è la Mandorlara. Il Consorzio Turistico Valle dei Templi, che ancora una volta quest'anno per il 10° anno è partner dell'organizzazione della Festa del Mandorlo in Fiore, è presente con la Mandorlara, che sarebbe la sagra del mandorlo a tavola, per valorizzare i prodotti del nostro territorio, in particolare la mandorla. Quest'anno ci siamo fatti interpreti dell'organizzazione, diciamo, del fil rouge della Festa del Mandorlo in Fiore, che sono le eredità immateriali dell'UNESCO, e il Consorzio si è intestato quella che è l'eredità forse più interessante di tutte, che è quello della dieta mediterranea, che è eredità immateriale dal 2010, per cui non soltanto la valorizzazione della mandorla, quindi dei prodotti territoriali, ma in particolare della dieta mediterranea, che è un nostro patrimonio di tutti, quindi un patrimonio gustoso e che sicuramente fa anche bene alla salute. Questa mattina firmeremo un protocollo d'intesa sia con il Consorzio Turistico Valle dei Templi sia con l'Ente Parco Archeologico, perché diciamo, siamo convinti della necessità di un'offerta formativa integrata che metta in condizioni di spendere le migliori risorse umane, strutturali, professionali del nostro istituto e dell'Ente Parco e del Consorzio Turistico per professionalizzare al meglio le nostre intelligenze. Un protocollo d'intesa per far sì che insieme all'Istituto Ambrosini possiamo fare dei progetti comuni per sviluppare e valorizzare non solo ciò che riguarda il parco in quanto tale, ma tutto ciò che riguarda il paesaggio e quindi i prodotti del paesaggio, i nostri vini, i nostri oli, le nostre mandorle, tutto nell'ambito di una dieta mediterranea che prevede anche tra le cose che vanno valorizzate sia la frutta secca, e quindi per noi le mandorle, e qui si inserisce il Mandorlara, l'evento Mandorlara, che è il nostro olio, i nostri vini, che sono elementi essenziali della dieta mediterranea. Vincenzo Pollara, titolare del vino Principe di Corleone, ha ritenuto di partecipare a questo evento di oggi. Ecco, perché? Quali sono le motivazioni? Le motivazioni sono intanto perché siamo molto, diciamo, radicati nel territorio e noi, diciamo, come azienda siamo a Corleone, ma come sappiamo Corleone è nell'asse diciamo, Palermo-Agrigento, siamo proprio nel centro, quindi crediamo molto, diciamo, in questi territori e allo sviluppo della enogastronomia tipica nostra. La fattispecie della mandorlara proprio, diciamo, la sposiamo in maniera proprio intima, perché, diciamo, le mandorle nascono in tutto l'Agrigentino, ma anche nella parte centrale della provincia di Palermo, ma non solo, diciamo, un po' in tutta la Sicilia. E quindi, diciamo, abbiamo sposato subito questa bella iniziativa.